Assessore Sciaurli, anche nella seduta odierna della Giunta regionale avete parlato di Prosecco. Cosa avete deciso? Abbiamo deciso insieme ovviamente alla filiera vitivinicola e al consorzio del Prosecco DOC e anche in analogia con quanto sta operando la Regione Veneto di portare avanti un provvedimento eccezionale per il 2016 che si collega a quello già previsto nella scorsa Giunta che quello prevedeva ulteriori 3.000 ettari di possibile piantumazione, anzi di rivendicazione a Prosecco. Abbiamo deciso invece per il 2016, visto che questi 3.000 ettari avranno una necessaria tempistica per dipanare la loro potenzialità produttiva, abbiamo deciso che per il 2016 tutta la potenzialità di vitigni Glera che non erano rivendicabili a Prosecco potranno fregiarsi della sigla Prosecco DOC. Questo per rendere trasparente il mercato, evitare tensioni nei prezzi, anche perché abbiamo dati estremamente da un lato positivi ma anche che ci portano a fare delle riflessioni. Abbiamo superato i 3.200.000 ettolitri di produzione, ormai abbiamo un dato consolidato che oltre il 70% del Prosecco DOC va all'estero e soprattutto c'è una fortissima richiesta in aumento e una fortissima tensione sulla domanda nei mercati statunitensi e in generale anglosassoni e nordamericani. Quindi con una previsione dei prossimi anni di un aumento del 18-20% della domanda dei nostri spumanti, credo che sia opportuno per il 2016, ripeto, in via del tutto eccezionale, permettere anche a chi ha vitigno Glera di rivendicare Prosecco anche in esubero alla quota prestabilita.